Buongiorno, Focus Bollettino Cultura Erbacce, quarto appuntamento del 2023. Abbiamo visto nel precedente intervento come sia fondamentale l'applicazione del primo grande principio della difesa integrata, la prevenzione, cioè porre in essere tutte le strategie agronomiche, soprattutto per ridurre la probabilità che un organismo nocivo possa raggiungere livelli tali da dover richiedere interventi di controllo. Ma una volta fatto tutto quello che è possibile per la prevenzione, dobbiamo valutare cosa effettivamente succede in campo durante la stagione vegetativa e per fare questo applichiamo altri fondamentali principi della difesa integrata. Il primo ci dice che prima di fare qualsiasi intervento di controllo dobbiamo valutare i livelli delle popolazioni degli organismi nocivi. Dobbiamo fare i monitoraggi, dobbiamo applicare gli ISS, i sistemi di supporto alle decisioni, i modelli previsionali che sono alla base dei sistemi di supporto alle decisioni. Messo insieme tutto, dobbiamo valutare se effettivamente un organismo nocivo ha superato certi livelli e solo dopo potremo decidere se effettivamente dobbiamo fare un intervento per controllare quell'organismo nocivo. Dentro questi metodi per decidere ci sono ovviamente anche i monitoraggi in campo che daranno delle informazioni poi per supportare le informazioni che modelli previsionali, DSS, monitoraggi di larga scala ci indicano. Quello che è certo è che interventi di controllo dei parassiti, interventi chimici di sintesi in particolare per il controllo dei parassiti senza aver fatto una valutazione del livello effettivo e della necessità sono contro i principi della difesa integrata. Il famoso esempio delle conce insetticide su mais o su altre culture fatte preventivamente senza valutare la necessità in base ai livelli di popolazioni, ai livelli delle popolazioni degli insetti del terreno, sono contro i principi della difesa integrata. Ma una volta fatte queste valutazioni dobbiamo confrontarle con delle soglie affidabili. Se io non supero queste soglie, se i livelli delle popolazioni non superano le soglie di danno, non devo fare nulla. Se questi livelli superano le soglie di danno, a quel punto devo porre in essere, devo far funzionare il terzo grande principio della difesa integrata, cioè quello che se ho individuato la necessità di controllare la popolazione dell'organismo nocivo, devo prima valutare se sono disponibili interventi alternativi, strumenti di controllo non basati su trattamenti chimici di sintesi e che possono dare risultati altrettanto buoni. Devono essere quindi questi trattamenti alternativi, biologici, meccanici, fisici, di qualsiasi tipo, controllo biologico classico, utilizzo di antagonisti, favorire l'instaurarsi di popolazioni di antagonisti tali da controllare l'organismo nocivo che mi preoccupa. Questi strumenti alternativi devono essere sostenibili dal punto di vista economico, devono essere sostenibili dal punto di vista sociale ed ambientale, devono quindi anche comunque avere un costo tale da poter essere effettivamente utilizzati. Qualora questi strumenti alternativi, faccio un esempio, il Bacillus thuringiensis contro la piralide in campo, quando ho stabilito che è necessario fare l'intervento, un intervento di sarchiatura o di irrigazione invece che un intervento chimico, quando l'avversità consente di poter essere controllata con queste soluzioni di tipo agronomico, io devo optare per queste soluzioni. Qualora queste soluzioni non siano disponibili, potrò valutare il trattamento anche chimico di sintesi che ha il profilo migliore, cioè con un profilo tale da ridurre l'impatto negativo sulle popolazioni
di organismi utili del mio ecosistema, che hanno un profilo migliore per quanto riguarda l'uomo e l'ambiente, che devono poi essere gestiti tenendo conto di tutti i rischi delle resistenze, ma fondamentale, prima devo aver valutato se effettivamente ci sono delle soluzioni alternative. Troverete molti esempi sull'applicazione di questi principi seguendo i bollettini culture erbacee che sono man mano pubblicati e che danno anche conto dei risultati della stagione precedente. Potete leggere questi bollettini sul sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org, oppure richiedere di ricevere le email con i bollettini scrivendo a bollettino.erbacee@venetoagricoltura.org. Alla prossima!